In India nessuno ama la caccia, ma tutti ci vanno. Le fiere urlano troppo la notte, dicono, e per dormire bisogna eliminarne qualcuna. La tigre, dicono ancora, sbrana gli zebù e gli zebù sono utili per dissodare la terra. Tutte queste cose, dicono in India, sul delta del Gange, e dai villaggi ogni mattina indiani e bianchi partono in assetto di caccia per impedire appunto alla tigre di infierire contro gli zebù. Nel frattempo, se capita, si uccide l'orso bruno. Non è male però insegnare agli elefanti a lottare con i rinoceronti. La caccia alla tigre dà buona riuscita soprattutto a dorso di elefante. La tigre? No, è soltanto un leopardo. Ma la tigre non deve essere lontana. Eccola! La finirà ora di uccidere Zebù. È morta. Ma ce ne sono altre fra i canneti. Mentre i battitori le stanano, la caccia può offrire qualche variante più tranquilla. Nessuno, è chiaro, ama la caccia, ma i lupi stanotte non lascerebbero dormire nessuno. Dover uccidere in fondo con questo sole è proprio un sacrificio, ma per fortuna ci si può almeno riparare sotto l'ombrellino.
Finalmente la fatica è finita. Certo, se si potesse fare a meno di andare a caccia, ma le tigri dopo sbranerebbero sempre gli zebù. E quando la tigre anziché uccisa è catturata, allora dicono in India è per un gioco. La si mette in un circo e le si fanno sbranare gli zebù.